Si è svolto sabato 17 luglio alle ore 20 in Piazzale Caos davanti alla casa natale di Luigi Pirandello, alla presenza di un vasto e folto pubblico, la cerimonia di consegna del premio di arte e cultura siciliana Ignazio Buttitto, giunto alla sua 22esima edizione, promosso dal Centro Culturale Renato Guttuso di Favara, presieduto da Lina Urso Gucciardino. Ricordiamo che questa è l'edizione del 2020 che fu sospesa a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19. Questi premiati per la sezione giornalismo e comunicazione, fake news, manuale semiserio di sopravvivenza contro le bufale di Francesco Pila e Raimondo Moncada, assegnati anche i premi speciali a Pippo Di Falco, creatore della casa museo di Leonardo Sciascia a Racalmuto, a Bernardo Barone, direttore del Parco Letterario Luigi Pirandello, a Giuseppe Agnello, scultore, Edoardo Cicala, fotografo, Antonio Occhipinti, pittore, Enzo Galluzzo, giornalista e scrittore, Giovanni Taglialavoro, autore televisivo, Sicilia On Press, giornale online, Agrigento non si arrende, associazione di volontariato. La manifestazione è stata alletata anche dall'esibizione dei musicisti Gigi Finistrella alla fisarmonica, Lillo Puccio alla chitarra, Federico Privato e Marina Tesea al violino, Stefano Tesea al pianoforte. Ad accogliere i premiati, graditi ospiti, il gruppo folcloristico Fabaria Folk. Hanno presentato l'evento Giuseppe Moscato e Gabriello Modei. Per Lina Urso Gucciardino, finalmente possiamo riprendere la nostra normale attività di promozione dell'arte e della cultura siciliana. L'associazione culturale che presiedo, afferma Lina Urso Gucciardino, con una base rivolta verso il sociale come la nostra, deve cercare di trovare sempre nuovi stimoli e deve continuare a portare la propria voce affinché questo brutto momento diventi miglioramento e non tempo perso. Il premio Buttitto, afferma Lina Urso Gucciardino, è nato 22 anni fa, aveva come unico obiettivo quello di valorizzare la nostra terra partendo dal passato, proiettandolo nel presente, nella società moderna, veloce, che corre verso l'io piuttosto che verso il noi. Io ho sempre detto che un'associazione culturale che ha però una base, volta verso il sociale, come quella del Centro Guttuso, deve cercare sempre di trovare nuovi stimoli, di reinventarsi, perché deve continuare a portare la propria voce affinché questo brutto momento diventi occasione di miglioramento, di cambiamento e non tempo perso. Il premio Buttitto è nato 22 anni fa con un unico e preciso obiettivo: valorizzare la nostra terra. Valorizzarla partendo dal passato, naturalmente, e proiettandolo nel presente, nella nostra società moderna, veloce, che corre verso l'io piuttosto che verso il noi. Il coronavirus ci ha insegnato quando siamo niente, come in un attimo può essere azzerato tutto. Ci ha fatto riflettere quando si è sbagliato il nostro modus vivendi. Ci dice, se ci riflettiamo un poco, forse sarebbe meglio fare un passo indietro, tornare un po' a quelli che sono i veri valori: la famiglia, il rispetto, l'amore, la dignità, tutti questi valori che noi siciliani abbiamo nel nostro DNA, ma che ce ne siamo dimenticati. Ora, dico questo, infatti, il premio Buttitto è, e desidero che continui sempre, perché stasera non è un premificio, non diamo dei premi così. Questa sera viene premiato Tizio, no. Questo è un momento che vengono premiati i valori. Chi scrive mette nella poesia, nel libro, l'anima, quello che sente, e scrivere in siciliano e parlare della nostra Sicilia è un ricordare a noi, ma soprattutto ai ragazzi, quella che è la nostra identità di siciliani.
uomini sani, corretti, laboriosi, che hanno lottato, hanno combattuto, vivevano anche di pane e niente, però erano felici, erano sani, erano corretti. Ora io dico che questo premio continui con me, senza di me non ha importanza, perché si parla solo ed esclusivamente della nostra terra e dei nostri valori, e ringrazio di cuore appunto i poeti, gli scrittori e soprattutto, perdonatemi, le persone che stasera saranno premiate da noi con i premi speciali. Sono persone che sono da esempio, perché io dico sempre, le parole sono inutili, sono gli esempi che i genitori, la famiglia, gli insegnanti devono dare ai ragazzi. Quindi grazie veramente di cuore a tutti, grazie ai poeti, grazie alle giurie, grazie a tutti quelli che hanno fatto sì che questo premio stasera si verificasse, che fossimo qua tutti insieme e ricordassimo che quello che veramente vale è l'amore.